C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io. In apertura di questo appuntamento vi raccontiamo il busto maschile in terracotta, ultimo decennio del XV secolo d.C., conservato nel Museo di Santa Giulia. Sono sconosciuti sia la provenienza sia la collocazione originaria, ma probabilmente questo busto maschile, molto curato nei particolari fisionomici insieme ad altri tre, stilisticamente accostabili per materiale e tipo di lavorazione, proviene da uno stesso complesso decorativo. Il margine inferiore arrotondato e la scorciatura fanno pensare ad una posizione elevata, forse negli oculi di un loggiato o un cornicione. Attenzione, perché oggi più che un proverbio è quasi un vero e proprio indovinello. Seta malassa e poerina, tan pienesa la cantina. Di chi stiamo parlando? Seta malassa e poerina, ten pienesa la cantina. Di chi si parla? O di cosa si parla? Si parla di una donna che fa una minaccia e dice: se mi lasci poveretta ti riempio la cantina, che francamente però non so a cosa si riferisce. Però c'è una donna che minaccia. Sì, senz'altro. Ecco, bene, c'è sempre una donna che minaccia. Riempio la cantina. La riempie di che? L'hai sentita per? Cambiali, no? Di cosa? Di mazzate? Probabilmente di mazzate. Bene, e sembrava anche carina, sorridente e gentile. Quasi quasi mi allontano, grazie. Di nulla. Comunque non è la donna. La signora Paola è esperta nel dialetto. Lei diceva che suo marito è esperto, ma pure lei non scherza, eh? Insomma, sono bresciana, ragazzi. Senta, seta malassa e poerina, questo è un indovinello. Tan pienesa la cantina. L'ha capito? Sì, la vite. Ma così, ce l'ha bruciato così. Bruciata. Chi gli dico adesso alla signora? Ha indovinato? Quello. So, il premio? Che premio ha? Che gli devo dare? La saluto con un bacio così. Capirai, una condanna più che un premio. Grazie. Senta Mario, allora in 41 anni un po' di dialetto l'avete imparato? Sì, insomma, più o meno. Lui dice sì, la signora Santino non è convinta. No. Poco. Almeno un pota sì. Potta sì. Anche il face. Sì. Insomma, i fondamenti. Questo è un indovinello, Mario, È un indovinello. Seta malasse, poerina, tan pienese la cantina. Se mi lasci, poveretta, povera, ti riempio la cantina. Di che si parla? Di che cosa si sta parlando? Onestamente. Deve essere spogliata per dare frutto. Vabbè. Mario, in Puglia ci sono questa cosa, l'oggetto è... Le viti. Vedi, l'ho aiutato però, Mi ha aiutato, sì. Se tamalasse e poarina tampienesa la cantina hanno risposto bene alcuni, hanno proprio azzeccato. Se mi lasci poverella, ovvero se mi denudi in qualche modo, insomma se mi togli quello che ho, io ti riempio la cantina. È proprio la vite, la potatura della vite. Bene, grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima. Ora i ragazzini come sempre, ciao. Ciao Davide, tu ti senti un po' sardo? Sapresti attaccare un bottone? E allora useresti il didal. Cos'è il didal? È il coso che si mette al dito. Che è la fede, no? No, è il... Anello, no? No, è... Il Il... didal, ditale. Vitale. C'entro anch'io.